Allora, questa volta ho i giornali, ma non vi parlo di un articolo del giornale. Mi ha un po' non colpito, ma insomma, proprio ieri mi sembra che la Michaela ha postato un articolo per quanto riguarda il Granchio Blu e il contesto era della nostra dico come territorio, la parlamentare Rosanna Conte, che ha fatto un intervento appunto su questo problema del Granchio Blu, che è un problema veramente importante. Uno dei soliti elementi ha scritto: vedo solo la risorsa che vedo è il baracchino delle creme, perché il contesto era lì di piazzetta vicino al municipio, che c'è lo stendardo e c'è il coso delle creme. Allora, per carità, viviamo in un'epoca in cui chiunque può criticare, è giusto che sia così, siamo in democrazia, è giusto che ci possano essere critiche, ci mancherebbe altro. Purtroppo però su questo tema io ci tengo molto, perché allora io non voglio fare l'acculturato che non sono, ma arrivare a avere una rappresentanza politica per un territorio è una cosa importantissima. La rivoluzione americana, gli americani, che in questo momento è il paese più importante del mondo, è partita appunto perché si sono ribellati all'Inghilterra, che erano figli dell'Inghilterra, perché non avevano rappresentanza, e c'è stata la rivoluzione americana. E la stessa cosa è stata la rivoluzione francese. La nostra democrazia è lo stesso, che arriva grazie alla resistenza, e spero che il prossimo anno non venga lasciata la possibilità di cantare Bella Ciao, perché è una cosa importante, che non è una canzone di parte, è una canzone di tutti, ma tutti questi sono elementi che abbiamo avuto grazie alla democrazia e avere la rappresentanza. Che il nostro comune esprima 3 consiglieri regionali, ed è l'unico comune di tutto il Veneto che ha 3 consiglieri regionali, in più abbiamo una parlamentare, la Rosanna Conte, è entrata con la Lega, ci rappresenta in Parlamento europeo. Ovviamente non è che l'avvocato Conte va a Bruxelles, dice voglio questo e tutti si inchinano. No, è tutto un lavoro di mediazione, di fare, di sentire, di controllare, di ribattere, di accordi, e funziona così, funziona in questa maniera, è sempre funzionato così, anche quando non c'era la democrazia, che c'erano i comuni del Medioevo, tutte queste cose qua, funzionava in questo modo. Quindi andare a criticare che abbiamo dei rappresentanti, perdonatemi, è una cosa, dico, molto superficiale per limitarmi, perché capisco che purtroppo viviamo in un clima di antipolitica che è sbagliatissimo, un clima che c'è sempre stato, perché in tutto il mondo i politici vengono mai considerati, e così diciamo, un argomento comune ovunque, tranne dei paesi dove non si può esprimere la critica, e non voglio fare altri discorsi. Ma francamente il danno maggiore ce l'ha fatto quel pagliaccio di Grillo dei 5 Stelle, che praticamente ha criticato sempre, e alla fine nel nostro DNA c'è la cosa che qualunque amministratore fa male. Non è così. Se uno abita su un condominio e non va mai in una rappresentanza di condominio, e fanno quello che vogliono. Se invece ha dei rappresentanti, funziona in un altro modo. Quindi vi invito veramente a considerare il fatto che avere degli esponenti politici, soprattutto in regione, perché la regione è l'organo più importante di governo che abbiamo, perché funziona in questo modo, e quindi mi permetto di controbattere in questa maniera così accorata, perché ci tengo, non manca tanto alle prossime elezioni, e vorrei tanto che confermassimo ancora 3 consiglieri regionali e ancora magari anche un 4º consigliere regionale, perché abbiamo tranquillamente i numeri per poterlo fare. Inoltre, visto che c'è la Rosanna Conte, che nel contesto le elezioni europee hanno dei collegi molto ampi, grandissimi, e lei è di Portogruaro, ma io la considero sempre dei nostri, ed è presente sul territorio da quando è stata eletta, ed è molto impegnata. Quindi io lavoro, ve lo dico già chiaramente, non perché della Lega, non mi interessa il partito, ma perché la considero il nostro rappresentante, e vi invito alle prossime elezioni, ve lo dico già adesso, chi ha la sua idea politica ovviamente voti il partito che vuole, il PD, quello che vuole, il 5 Stelle, quello che ha. Chi non ha idee da votare, andate a votare e votatemi per la Rosanna Conte. La nostra laguna, i nostri ponti, il nostro passatempo, il nostro forte, la nostra spiaggia,
la nostra birra. Obiettivo Birra, la birra nata a Chioggia e prodotta in Italia.